Le donne della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, rilanciano l'iniziativa per un'agricoltura sostenibile, amica dell'ambiente. Immaginare, dialogare e gustare sono azioni che richiedono tempo e che coinvolgono sia il cibo che l'intimità. In un'epoca, la nostra, in cui la velocità regna sovrana infatti ed è la prerogativa dell'appagamento sensoriale, c'è bisogno di fermarsi e di riappropriarsi del proprio tempo attraverso la riscoperta della stagionalità dei cibi e della tradizione culinaria per ritrovare una condivisione profonda e consapevole. Questo è lo scopo di Intimamente Cibo, il viaggio itinerante in Veneto alla riscoperta intima della donna, dell'uomo e della coppia, organizzato dall'Associazione Donne in Campo CIA del Veneto in collaborazione con la CIA di Venezia. Abbiamo cercato di collegare il cibo con la vita intima delle persone, come il tempo può influire, come se uno assaggia magari del semplice pane e tante volte si assaggia, però non si prende il giusto tempo per assaporare, annusare. Allora anche tutti i sensi in un qualche modo devono essere più sviluppati. Una serie di incontri dedicati proprio alla sinergia che lega la donna e l'uomo ai tanti prodotti della nostra terra. E proprio l'uomo è stato al centro dell'attenzione dell'ultimo incontro che si è tenuto nel Veneziano all'interno dell'agriturismo al Frassino di Campolongo Maggiore. Il cibo e il sesso, la sessualità, l'intimità producono a livello del corpo degli ormoni che derivano dalla stessa area del cervello, e quindi il modo in cui noi mangiamo e lo stile di vita che conduciamo interferisce con la produzione ormonale. Durante il percorso che ci ha condotto fino qui in questi incontri abbiamo collegato la vita intima con la lentezza. Tanti cibi infatti che influenzano proprio il corpo e la mente nella nostra quotidianità. Ci sono effettivamente dei cibi come il tartufo che contiene un precursore del testosterone, quindi parliamo sempre dell'uomo, la polenta che abbassa i livelli di quegli ormoni un po' che ci calmano, invece alza i livelli di dopamina, quindi ci mantiene un po' attivi, ma anche gli asparagi, lo zenzero che è il Viagra orientale e il peperoncino che è un vasodilatatore. Ecco, queste sostanze, le sostanze contenute in questi alimenti hanno un effetto appunto sulla produzione ormonale nel corpo, ma è chiaro che hanno un effetto se sono consumati da una persona che ha uno stile di vita sano. Una dimensione, quella dell'agricoltura, in cui le donne sono vere e proprie custodi di un rapporto speciale che le lega alla propria terra e ai prodotti sani e genuini che da essa nascono. Noi donne siamo anche un po' innovatrici, però cerchiamo di metterci l'innovazione nella tradizione, che è fondamentale. Secondo me questa è la caratteristica della biodiversità, e anche nei piatti ci vuole sempre qualcosa di nuovo, no? E quindi c'è il piatto tradizionale, ma quel tocco un po' di diverso. Una dimensione, quella dell'agricoltura, in cui le donne sono vere e proprie custodi di un rapporto speciale che le lega alla propria terra e ai prodotti sani e genuini che da essa nascono. Intimamente Cibo è un progetto che Donne in Campo CIA del Veneto ha organizzato anche per sostenere con il ricavato importanti progetti di cooperazione internazionale sostenuti da ASES, Agricoltori Solidarietà e Sviluppo, l'ONG promossa da CIA. Donne in Campo del Veneto hanno voluto con queste iniziative raccogliere dei fondi destinati a un progetto che dà una mano a dei bambini abbandonati in Paraguay. Questi soldi, una parte di questi fondi raccolti andranno destinati a far sì che questi ragazzi, che sono raccolti in una struttura di accoglienza assieme al Ministero delle Politiche Sociali di quel paese, saranno destinati a creare una piccola azienda agricola a fianco di questa attività, dove questi ragazzi, mano a mano che crescono, avranno la possibilità innanzitutto di trarre beneficio con i prodotti agricoli, sia zootecnici che di ortaggi che verranno coltivati in questa realtà agricola, ma soprattutto avranno anche la possibilità per alcuni di loro di imparare a mettere le mani in campo, come si dice, per sviluppare anche loro eventualmente poi avere una minima professionalità per sviluppare progetti di agricoltura.
Sergio Bassan è il concessionario John Deere per il Veneto, importatore escavatori Cobelco e concessionaria telescopici Kramer per il settore agricolo ed industriale.